Appassionati di calcio, le immagini di Andrea Farris ci portano oggi al stadio comunale Ligius di Lanusei. Si recupera la gara della 18ª giornata, la terza di ritorno, che vede di fronte Barisardo e Nuorese. Porta a palla Braga, si inserisce Cocco, la posizione di Cocco è regolare, la mette all'indietro per Caddeo, il tiro di Caddeo. Non è riuscito a dar forza alla sua conclusione Mattia Caddeo con il sinistro. La palla Mendes, si è aperto dall'altra parte Dimitrijevic, ma Mendes decide di giocare in avanti per Manglé, sfida Emerson Manglé, la sterzata di Manglé, Manglé prova a prendere spazio per andare al tiro, Manglé, Trini blocca solo per un attimo, ma il Barisardo passa in vantaggio con Manglé, lancio lungo in profondità, Manglé ha sfidato la difesa della Nuorese, è riuscito a trovare la conclusione col sinistro. Trini è riuscito solo a toccare, Manglé porta avanti il Barisardo, recupera Mendes, Mendes porta la palla in avanti, servito Dimitrijevic, c'è Tosi prova a guadagnare il limite dell'area, il tiro di Tosi, la parata di Trini, conclusione centrale, Trini la gioca in avanti nella zona di Cocco, scavalcato dal pallone Mendes, lo recupera Cocco. Cocco punta Mendes, la sterzata di Cocco, il pallone messo verso il centro, Caddeo di testa e la palla che non entra, si salva il Barisardo, Solihi è andato a prendere il pallone che aveva scavalcato Aquilon, grande occasione per la Nuorese, la migliore creata in questo primo tempo, una bella l'imbucata di Passalenti e intanto le squadre si sono un po' allungate, adesso la Nuorese che attacca con Manca che gioca a sinistra verso Cocco, la traversata di Cocco, il cross al centro per Manca che non ci arriva, ci prova dall'altra parte Pitirra, la chiusura di Mihali, quindi Manglé, l'inserimento centrale da parte di Murgia, il tiro di Murgia fuori, non si era alzata la bandierina della signora Baneu e forse Murgia per un attimo si era convinto di essere in fuorigioco, ha sprecato una grande occasione il Barisardo. Solihi, tanto si prepara oltre a Giuseppe Cocco anche Steri, doppio cambio alle viste per la Nuorese, ma attenzione al Barisardo con Mihali che può mettere il pallone dentro e la palla in rete, il cross di Mihali ha incontrato una deviazione di un difensore della Nuorese, forse di Emerson. 2-0 per il Barisardo che d'altronde è entrato meglio in campo anche in questa ripresa, il minuto è il 12esimo. Cadau resta vicino, riceve adesso Cadau, da Cadau a Cocco, Cocco il pallone di ritorno per Cadau, Cadau prova a metterlo in mezzo e Caddeo da pochi passi mette fuori di testa. Occasionissima Nuorese per riaprire subito la partita, la battuta di Emerson verso Aquilon, scavalcato dal pallone, Cadau lo rimette al centro, poi Steri se lo ritrova dietro, intanto Emerson alimenta l'azione, Kossu tenta forse un tiro, qui De Solis dentro per Caddeo che finisce a terra, sarà calcio d'angolo, anticipato Mattia Caddeo. Battuta verso il centro di Cocco, Aquilon a vuoto e la palla in rete, accorcia la Nuorese, il gol è stato realizzato da Manca, a vuoto in uscita Aquilon, Manca di testa, accorcia le distanze per la Nuorese al 18esimo minuto del secondo tempo. Prova adesso a ripartire la Nuorese con Cadau, Cadau esce e supera la linea di metà campo, Cadau in avanti a cercare Kossu, il tiro di Kossu, pallone sul fondo, Nuorese vicinissimo al 2-2, difesa della Nuorese schierata, Trini fa subito ripartire la squadra verde-azzurra con Cocco che la mette bene giù, Cocco ingaggia il duello con Dimitrijevic, poi mette il pallone al centro, nella zona di Manca, all'indietro per Caddeo che colpisce male e facilita l'intervento di Aquilon, vicino al 2-2 la Nuorese. La palla dentro di Cocco, il colpo di testa
di De Solis, la palla rimane lì. Non abbiamo capito se è stato un palo o una respinta di un difensore, ma insiste la Nuorese, ancora con Cocco, la mette al centro, Mihali, comunque dovrebbe essere quasi fatta per il numero 27, Steri tocca per Emerson, quindi c'è Cocco, Cocco mette il pallone verso il centro, Cadeo non ci arriva Kosu che ha la possibilità di mettere il diagonale, poi Solì prima di De Solis favorisce l'intervento di Aquilon. Kosu prova a recuperare nuovamente il pallone che viene recuperato da Barissarda, adesso il contropiede addirittura a 4 contro 1, riparte la squadra ogliastrina, qui Mangli dentro per Dimitrijevic e la palla in rete, il 3-1 realizzato da Stefan Dimitrijevic, difesa della Nuorese scoperta come prevedibile visto l'assetto particolarmente offensivo della squadra verde-azzurra. Cerca spazio il capitano, va via un avversario, allo spazio per il tiro, Cocco, palla alta, non di molto, quindi il pallone in avanti per Volo, 1 contro 1 di Volo, sta arrivando Sissoko dall'altra parte, servito Sissoko, entra in area di rigore, Sissoko sterza sul sinistro, Trini si oppone. Palla lunga e arriva qui il fischio finale, terza vittoria consecutiva per il Barissardo.